Al via la giunta Miccichè e stamani all'interno del Teatro Pirandello i neoassessori hanno giurato con la formula di adempiere alle mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse del Comune, in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione. Inusuale la scelta del Teatro Pirandello, ma ragioni di sicurezza, di spazio anti-Covid hanno fatto sì che il sindaco ha voluto questo luogo per effettuare la cerimonia, presenti anche i familiari degli assessori. Ancora però il sindaco Miccichè non ha provveduto ad assegnare le deleghe, solo la nomina del suo vice, quella di Aurelio Trupia, che certamente prenderà anche l'assessorato al bilancio, essendo stato lui commercialista ed ha avuto in passato incarichi similari. Questi i nomi degli assessori che hanno giurato: Costantino Ciulla, Antonio Costanza Scinta, Lala Roberta, Picarella Francesco, Principato Gerlando, Aurelio Trupia, Tuttolomondo Gianni, Vaccaro Giovanni, Marco Vullo. Finalmente è arrivato questo giorno, oggi si insediano i miei 9 assessori, a breve faranno il giuramento e poi settimana prossima poi stabiliremo le varie deleghe. Come mai questo ritardo? No, ritardo Nelle deleghe? Ma nelle deleghe perché mi sono insediato 3 giorni fa e questi 2 giorni mi sono serviti più che altro per i saluti istituzionali con le varie prefetture, questura, tribunale e poi penso che siano tempi normali questi. Poi non abbiamo proprio avuto il tempo di stabilire le deleghe, ma ci stiamo lavorando già. Ecco, in questo giro istituzionale cosa ha potuto constatare? Grande affetto, grande calore, grande stima nei miei confronti e fiducia sul mio operato futuro. Già al via le prime fattive, l'ordinanza di ricordo del Politi, anche altre iniziative? Sì, ho fatto l'ordinanza di chiusura dei plessi del Politi. Domani già, grazie anche alla collaborazione dei Vigili del Fuoco, farò la sanificazione esterna e interna di questi plessi e poi già stiamo preparando l'ordinanza per la chiusura di giorno 1 e 2 del cimitero, però lasciando aperto tutto il giorno, penso dal lunedì, l'accesso allo stesso cimitero e contingentando anche il flusso di visitatori con misurazione della temperatura e altri accorgimenti che la protezione civile mi darà a disposizione. È un'ulteriore responsabilità che mi rende orgoglioso e mi onera ancora di più rispetto al ruolo che andiamo a ricoprire, quindi di assessore. Le deleghe nel corso della settimana, come ha detto il sindaco, verranno assegnate sicuramente in base alle competenze di ognuno di noi. Così potremo immediatamente, prestare il nostro servizio nei confronti della città. Mi accingerò con lo stesso impegno che si è avuto nella professionalità che uno ha, nelle competenze, metterò le mie competenze di ingegnere a servizio della nostra città. Finalmente ho la possibilità di poter lavorare sulla nostra terra, sono da 12 anni che sono fuori e ho prestato delle attività all'esterno, anche all'estero, lavoro sul campo delle infrastrutture. Quindi Agrigento da questo punto di vista ha bisogno di un risveglio, di un ammodernamento, di un miglioramento di quelle che sono le condizioni e di un ammodernamento in termini oltre che viari anche dal punto di vista ambientale, quindi servono un minimo di lavorazioni in più che portano la città di Agrigento al fiore all'occhiello di una realtà che non è solo legata ai templi ma è legata anche alle nostre tradizioni e alla nostra cultura. Siamo nella condizione di poter sviluppare realmente, perché adesso Franco Miccichè nel suo programma ci darà la possibilità di farlo, di sciogliere un pochettino di quelle che sono delle attività che sono rimaste inattive o delle fasi di completamento. E abbiamo un sistema fognario, un sistema di smaltimento delle acque, delle reti viarie non perfettamente agibili e sicure e abbiamo determinate condizioni anche dal punto di vista proprio ambientale, di fruizione dei servizi pubblici che non sono proprio all'altezza, a mio modo di vedere, della nostra città. Gli agrigentini si aspettano tanto, noi metteremo tutto a servizio. Franco ha scelto delle persone giovani che hanno voglia di fare, hanno già esercitato nella loro professione dei servizi fuori e finalmente avranno la possibilità di dare alla propria città il loro contributo. E di quello ne siamo fieri. Sicuramente è un momento importante di questo percorso.
Adesso l'importante sarà metterci a disposizione della città, che porterà avanti le idee principali, i principali problemi che dobbiamo risolvere, insomma, la situazione, cercando di stare attaccati alla gente, ecco, questo è il mio pensiero.